Salve a tutti e bentornati all'avventura di Go Fishing. Oggi vi volevo raccontare un'avventura particolare e una storia soprattutto molto particolare, una storia di un'amicizia che dura ormai da più di 20 anni. Ogni anno svariati amici di tutta Italia vengono a trovarmi per pescare sull'Edra e la chiamiamo la reunion degli amici dell'Edra. E anche quest'anno, diciamo così, non è andata benissimo come numero di partecipanti. Solitamente siamo 6-7 pescatori che ci troviamo per un weekend lungo per pescare in questo stupendo fiume. Quest'anno è venuto su solo un mio amico della Toscana e gli altri non sono potuti venire per impegni familiari e altri motivi, insomma, che sono ben chiari ormai un po' da tutti. In questi 2 anni ci hanno un po' martoriato, no? E quindi la reunion comunque l'abbiamo fatta lo stesso, anche se eravamo solo in 3, però ci siamo divertiti. Oggi volevo raccontarvi una storia di un record, sì, del record del mio amico. Ogni anno, diciamo così, loro vengono soprattutto per la pesca al temolo e sperano sempre di poterli prendere a secca. Quest'anno non è andata male, abbiamo pescato anche a secca, abbiamo fatto anche dei discreti temoli, ma la cosa di cui abbiamo fatto più festa è stata il record personale di questo mio amico, che era inchiodato a 44 cm, non riusciva a prendere un temolo più grande. Quest'anno si è migliorato prendendo un 46 cm, un pesce stupendo. L'ha preso, mi spiace, non a secca, ma l'ha preso a ninfa e niente, c'è stato un bel combattimento dopo un bel rilascio, e in questo video vi farò vedere tutte le parti, anche la felicità, insomma, di questo mio amico che ha fatto questa gran cattura. Niente, come attrezzatura ormai sapete benissimo, insomma, abbiamo pescato o a secca quando c'erano le condizioni con le mie canne in bambù 7,6 con la 4,5 con finali lunghi 3,60 m circa, e invece in questo caso pescando a secca abbiamo pescato sempre con le mie canne, la 10 piedi per coda 2, e che è stata quella che ci ha regalato, insomma, questa splendida cattura. In questo video vi faccio vedere solo questa cattura, poi ce ne saranno altre dove vi faccio vedere tutte le immagini della reunion, tutta la festa, insomma, che abbiamo fatto anche quest'anno. Niente, il video sarà diviso anche questa volta in 3 parti, quindi questa che è la parte introduttiva, una parte centrale dove vedrete, insomma, la cattura del giorno, e la terza parte dove vi farò vedere la ninfa con la quale è stato ingannato questo splendido pesce. Bene, non mi resta che salutarvi, non mi resta che ricordarvi di lasciare un like ovviamente se il video vi è piaciuto, e vi ricordo di iscrivervi al canale per restare aggiornato su tutte le mie avventure di pesca, tutti i miei tutorial e quant'altro. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento a presto con le nuove avventure di Go Fishing. Un saluto a tutti, ciao ragazzi!